tutti nel loro intervento all'unanimità hanno detto che è fondamentale finire l'opera. La Pedemontana sa da fare. Questo è il filo rosso emerso dopo una giornata di riunioni e consultazioni a Palazzo Ferrofini. Davanti l'assessore De Berti e la commissione competente sono passati sindaci del territorio, categorie economiche, sindacati e poi cittadini espropriati. Noi c'eravamo e abbiamo seguito gli incontri. Sono tutti convinti l'opera va completata velocemente. Lo dicono in coro i primi cittadini. Qualcuno ha tentato di innescare la polemica dal punto di vista politico, ma poi si è reso conto che la Pedemontana è troppo importante per il territorio per perdere tempo in chiacchiere. Certo, ci sono delle questioni che restano aperte, gli espropri per esempio, ma non solo, anche le opere di mitigazione e i pedaggi. Ma i sindaci hanno chiesto in coro che l'opera venga aperta il prima possibile. Come è andato l'incontro? Ma direi che è andato bene, nel senso che quando vengono chiamati i sindaci per essere ascoltati è sempre una cosa positiva. Il nostro problema è che deve essere conclusa a più breve tempo possibile, perché il fatto che non sia conclusa è il problema più grosso. La prima cosa, pagare i proprietari di terreni che hanno visto espropriati i loro beni per il passaggio della Pedemontana, che la strada si realizzi in più breve tempo possibile e soprattutto che vengano completati i collegamenti con il territorio. I cittadini stanno stringendo i denti, sono coscienti che l'opera è importante, ma abbiamo bisogno che l'opera non solo non si fermi, ma non rallenti. La speranza è che si ripensi ad una gratuità per i residenti come era in origine e quest'opera possa davvero funzionare.